Gli artisti veneziani che conosco io e che amo di più hanno qualcosa di atipico. Come in montagna trovi dei dipinti fatti nel 600 alla maniera del 400, qui c'è stata una specie di resistenza alle mode. Cioè siamo stati tutti rimasti un po' legati alla pittura, alla tradizione, in un modo abbastanza anacronistico. Anacronistico però originale, perché secondo me oggi è più nuova una matita che un video con computer. Se tu sei in carcere da solo, con la carta igienica e con una matita, puoi raccontare qualcosa. Se io fossi nato in Nuova Guinea, mio padre mi avrebbe detto: ma come, non mi hai portato a casa neanche due teste? E sarei diventato un tallatore di teste. Invece sono nato a Sant'Elena, dove mia madre dipingeva, e un commissario di pubblica sicurezza mi dava lezioni di pittura. Era un toscano e mi diceva: le osse più difficili da dipingere sono le scarpe vecchie e le rocce. In più, siccome io pesavo 50 kg, avevo la testa grande, sono andato in spiaggia, mi sono buttato in acqua, sono diventato blu. Il bagnino mi ha detto: Capo, se sta in frigo. Allora è chiaro che non sapevo giocare al calcio, non potevo andare in spiaggia perché mi vergognavo del mio corpo, mi sentivo una merda, per cui avevo bisogno in qualche maniera di esibirmi.